Eccoci qua, miei cari amici, con il nuovo oroscopo della settimana che va dal 27 settembre al 3 ottobre. Andiamo con il segno dell'Ariete, in amore. Interessante settimana per il settore sentimentale perché le stelle vi permetteranno di godere dell'amore in tutte le sue parti. Per tanti dovrebbe essere un vero e proprio crescendo per le emozioni, per i rapporti e le relazioni. Infatti da adesso le cose inizieranno ad andare sempre meglio. Non si escludono perciò delle nuove conoscenze per chi è single e solo. Il segno del Toro, in amore. In questa settimana inizierete a fare chiarezza con la vostra dolce metà. Se qualcosa non va come vorreste, dovete solamente attendere e pazienziare. Potrete dunque provare a trovare un punto di incontro per rivivere bene il rapporto di coppia con un certo equilibrio. Probabilmente non sarà così semplice riuscire a raggiungere un accordo. Per quanto riguarda i single, non si può escludere nulla, ma probabilmente arriveranno tempi migliori. Il segno dei gemelli, amore. Ottima questa settimana tra settembre e ottobre, con una Venere in una bellissima posizione. In questo nuovo periodo dell'anno le coppie potrebbero fare dei passi in avanti molto più importanti per il futuro insieme. Belle notizie pure per i cuori solitari, che potrebbero avere qualche speranza in più con una persona interessante. Potrebbero esserci comunque dei giorni poco entusiasmanti, quindi fate attenzione. Il segno del Cancro, amore. Niente male questa nuova settimana, ma sicuramente bisognerà stare molto attenti se si ha una persona accanto. Il fatto è che il partner potrebbe non apprezzare un comportamento, un aspetto, un dettaglio o qualsiasi altra situazione, quindi occhi bene aperti. Oltre a questi possibili dissapori, le cose dovrebbero andare abbastanza bene sia per le coppie che per i single che vogliono iniziare dei nuovi approcci. Il segno del Leone, in amore. In questa nuova settimana potrete ben sperare per quanto riguarda le emozioni stabili o nuove che siano. Molto interessante quindi il periodo per l'amore grazie principalmente a Venere e alla sua buona posizione. Per chi ha vissuto un momento non potrebbe finalmente arrivare qualcosa di positivo. Buone notizie pure per i leoncini che vogliono vivere una bella nuova emozione. Incontri speciali ed interessanti in vista. Allora, Vergine in amore, periodo molto bello e interessante per le relazioni d'amore, ma pure per chi ha intenzione di fare delle nuove conoscenze. Per questa settimana, in bilico tra i 2 mesi, Venere potrebbe regalare veramente grande passione, oltre che romanticismo e complicità. Questo vale a dire che ci saranno dei momenti estremamente piacevoli per voi e per le persone che stanno al vostro fianco. I single potrebbero avere delle sorprese, non esclude nulla il fatto di incontri nuovi. Il segno della bilancia in amore. Periodo piuttosto importante per i sentimenti. In questi giorni infatti vi concentrerete veramente tanto sull'amore e sulle emozioni nuove. Darete tanta attenzione al vostro partner, ad una persona vicina alla quale tenete davvero, oppure ad una nuova conoscenza se non siete ancora impegnati in una storia.
Qualcosa in più potrebbe arrivare per chi è seriamente innamorato e ha una relazione seria all'attivo. Il segno dello Scorpione. In amore. In questa nuova settimana tra settembre e ottobre avrete il pianeta dell'amore dalla vostra parte. Venere sarà assolutamente favorevole e vi potrete approfittarne per godervi questi giorni al massimo con la persona amata. Per molti tornerà l'equilibrio e complicità di coppia dopo un periodo poco fortunato. Notizie interessanti in arrivo anche per chi ha ancora il cuore libero e non ha impegni sentimentali. Il Sagittario. Amore. Questa settimana potrebbe essere un po' particolare e non per tutti arriveranno quelle novità tanto sperate. In generale sarà un periodo positivo per l'amore e i rapporti. Purtroppo però dovrete attendere un po' per poter godere di qualche fortuna in più in questo campo. Il prossimo periodo sarà decisamente buono e di questi giorni avrete poco da lamentarvi se siete impegnati, sia se siete single oppure impegnati. Il Capricorno in amore. Giornate interessanti vi aspettano in questa nuova settimana del mese di ottobre, settembre-ottobre. Adesso infatti le cose in amore si faranno particolarmente interessanti, per alcuni anche importanti. Molti di voi saranno fortunati con i sentimenti, a prescindere dal tipo di relazione, pure se avete il cuore libero da impegni amorosi. Per qualcuno potrebbe arrivare pure qualcuno di importante direttamente dal passato. Qui dovreste decidere un po' voi come andranno o come devono andare le cose. Il segno dell'Acquario in amore. Bella questa nuova settimana perché avete Venere dalla vostra parte, pronta a sostenervi nei vostri progetti sentimentali. Tutto tranquillo per chi è già impegnato in una relazione, nel senso che difficilmente ci saranno grosse novità per voi. Molto più interessante la situazione sentimentale dei single che potrebbero davvero fare degli incontri importanti, delle conoscenze estremamente piacevoli. E infine il segno dei pesci, amore. Settimana piuttosto tranquilla per chi ha già una relazione sentimentale. Occhio invece se siete single perché nonostante ci saranno degli incontri dovreste fare una certa attenzione. Il fatto è che potreste essere un po' prevenuti e questo non vi favorirà, quindi fate attenzione a come vi comportate con la persona a fianco a voi, specialmente se non le conoscete tanto bene. Benissimo, e così era l'oroscopo della settimana che va dal 27 settembre al 3 ottobre. Io come al solito vi saluto, vi lascio con una buona settimana e come dico sempre io, che le stelle siano sempre con voi tutti. Un abbraccio, a risentirci alla prossima.